Pero la clase se mangiato todo. Ah, me película. No, siamo messi in prezzo. Quelli che vedete sono gli ultimi istanti di vita di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, prima di essere travolti e uccisi dalla piena del Natisone il 31 maggio del 2024. Video finora mai mostrati, custoditi nell'iPhone di Patrizia, recuperato con la borsa ed altri effetti personali, perfettamente intatto e funzionante. Le indagini sui soccorsi sono chiuse, gli indagati sono 4, 3 vigili del fuoco e un infermiere della Sores. Dagli atti di indagine emergono i contenuti delle conversazioni tra la ragazza e i soccorritori. Per la prima volta siamo in grado di mostrare i passaggi più importanti delle chiamate con il 112 e i vigili del fuoco, ricostruiti con le voci dei nostri giornalisti. Pronto, siamo a Premariacco, siamo andati lì dove c'è un lago e siamo rimasti bloccati su una piccola isoletta perché si è allagato tutto. Un attimo che vedo se mi arriva la posizione. Ecco, la via Ponte Romano, ok. Una strada bianca. Sì, Le passo i vigili del fuoco. sì, l'acqua si sta crescendo, abbiamo un po' di paura. Mi ha detto vicino al lago, Premariacco, via Ponte Romano. È il Natisone, quello non è un lago. Ti ho messo il punto AML. Aspetta un attimo, non ce l'ho. Si sta alzando l'acqua e... Sì, passa pure. Pronto, siamo... Sono la persona che ha chiamato prima. Sì, L'acqua sta salendo tanto più verso di noi, siamo bloccati. resta in linea, ti passo i vigili del fuoco. Resta in linea. Sono sempre io. Dica, signora. L'acqua si sta allargando, siamo bloccati. Ma non riuscite ad andare... Vi prego, sono sempre io, l'acqua sta crescendo, siamo solo a annegare, vi prego. Le passo l'emergenza sanitaria, signora? Per favore, siamo lì del ponte, l'acqua sta... Le passo l'emergenza sanitaria, può essere pompieri. I pompieri, vi prego, serve l'elicottero per uscire da qua. Tra la prima e l'ultima chiamata di Patrizia, il 112 riceve quelli di alcuni passanti. Una donna avvisa dei ragazzi in difficoltà e descrive la scena sulla spiaggia prima di essere smistata ai vigili del fuoco. Un uomo lancia un allarme più drammatico. Ci vuole un elicottero, se non viene un elicottero muoiono. Patrizia invia in una chat WhatsApp ai vigili del fuoco la posizione e i video. Poi scrive: "Vi Petro", forse voleva dire "vi prego", e sono le sue ultime parole. Parte la squadra dei vigili del fuoco via terra che raggiunge il ponte con mezzi inadeguati al salvataggio. I vigili del fuoco parlano con l'operatore della Sores, parte l'elicottero Drago da Venezia, poi il doppio India da Campoformido, ma arriverà soltanto alle 14:13, quando ormai da 3 minuti Patrizia, Bianca e Christian sono stati trascinati via dal fiume.